Dopo l'audizione che c'è stata ieri in Commissione Trasporti alla Camera, secondo lei la soluzione è più vicina o più lontana delle grandi navi? La soluzione è sempre lontanissima ed è quello che vogliono, più si allontana, più si dice siamo arrivati alla soluzione e più la soluzione è lontana, in modo che le navi continuino a passare, in modo che comunque il nostro bacino salmanico sia solcato da queste grandi navi. Non è ottimista il presidente di municipalità Giovanni Andrea Martini. Vista da Venezia la movimentata audizione di fronte alla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati sul futuro della crocieristica in laguna è lo specchio di uno stallo concitato, per usare un ossimoro, che non presuppone ad una soluzione a breve termine. Gentilmente, rimaniamo alla risposta. Senta, rispondo a questa cosa. Lei dice, ma mi deve interrompere per forza lei. Lei è una 5 Stelle che interrompe, giusto? Faccia la domanda a lei, si esponga lei dopo. Posso rispondere alla signora? Allora, posso rispondere alla signora? O neanche quando vengo qua posso rispondere? Calma. In particolare l'oramai scontro aperto nei toni e nei progetti tra il sindaco Luigi Brugnaro e il ministro Danilo Toninelli e più in generale il Movimento 5 Stelle è osservato con disincanto. L'audizione di ieri è stata molto divertente, nel senso che il sindaco ha dato il massimo di se stesso e devo dire che, a parte l'incapacità evidentemente di gestirsi, è anche un modo per dar simpatia al proprio elettorato. È un modo per dire: io sono andato a Roma, ho battuto i pugni sul tavolo e arrivo da vincitore e da guerriero. Su una cosa però Martini e Brugnaro concordano: nonostante gli annunci dalle parti del Ministero, le idee non sono chiare. La nebbia è fitta e il ministro credo che sia proprio immerso nella nebbia. Certo, lui deve necessariamente dire che la soluzione è vicina, però che ce l'abbia dubito, nel senso che ci sono. La soluzione di Fusina è assolutamente impraticabile, la soluzione di Marghera è assolutamente pericolosissima e quindi rimane come sempre la soluzione che indichiamo, cioè quella di Venezia fuori le navi.